Rieccoci, Sindaco risponde, l'appuntamento di tutti i martedì sera in rigorosa diretta, siamo alle 19:56 minuti, vi ricordo ancora i numeri per interagire con noi, 049 80 77753 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi, durante la settimana potete mandare l'email al sindaco risponde @gruppotv7.com oppure potete mandare i messaggi sulla piattaforma di Facebook, sulla nostra pagina di iReporter. Sindaco, è una richiesta che hanno fatto i cittadini di San Lazzaro, che ovviamente si sentono un po' un quartiere dove quando hanno messo addirittura e hanno chiuso il passaggio della ferrovia è chiuso, non passa più l'autobus all'interno del quartiere, si lamentano perché non ci sono i cestini per le immondizie, sono stati tolti tutti e chiedevano se si può fare qualcosa. Prima, il passaggio della ferrovia purtroppo sono normative ferroviarie che impediscono il passaggio a raso, per cui non siamo noi, ma non si può fare assolutamente nulla. I cestini sono un problema e spiego perché. Nella logica purtroppo molte persone buttano i propri rifiuti, nel senso non la carta o qualsiasi piccola cosa, anche borse di rifiuti a casa, buttano dentro, ne nasce un problema. È vero che togliendo i cestini, ma uno butta per terra, primo è un problema di educazione verso la città, di responsabilità. Secondo, bisogna pensare a qualcosa di diverso, obiettivamente. Non è San Lazzaro solo, anche in altri posti della città mancano i cestini. Bene, poi non è pensata a San Lazzaro. È stato firmato un protocollo che rinnova la collaborazione tra la Polizia Locale, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Ce lo può spiegare meglio? È decisamente importante, loro svolgono un compito in collaborazione con la Polizia Locale per quanto riguarda i prodotti contraffatti, per cui c'è molta attenzione perché primo prodotti contraffatti vuol dire concorrenza sleale, secondo prodotti contraffatti spesso nascondono un grosso problema di manodopera sfruttata, bambini e cose non gradevoli, per cui vi invito anche quando comprate qualche borso di uno stilista piuttosto che un paio di scarpe, qualsiasi cosa, ricordatevi che quando proprio l'articolo costa molto meno, vuol dire che qualcuno ci ha fatto le spese come lavoro, anche forse o sicuramente come qualità. C'è un'altra cosa che abbiamo fatto molto interessante su richiesta delle sedi dell'Ogane. Noi dietro al Pedocchi dove avevamo i nostri uffici, man mano che sequestrano prodotti, simbolicamente mettiamo di prodotti sequestrati, uno campione, mi spiego, non certamente carburanti, olio, cose del genere, ma il giocattolo magari sequestrato perché ha venicci tossiche piuttosto che qualche altra cosa, per far capire, primo, il valore della polizia locale e dell'agenzia delle entrate che lavoro fa, secondo, per fare memoria, attenzione, non fate queste cose. Bene, poi il PNRR, il Comune di Padova mira i fondi 2 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Liquificazione, 3,5 km di Parco delle Mura che passa vicino alla Prandina e con il Comune di Petrarca per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici. Il Comune di Petrarca, scusate, se stai a tosse. Il comune Casa di Petrarca è un gioiellino da vedere, vinto il Padovano da vedere. Noi stiamo collaborando con i comuni attorno a Padova, perché è vitale. Il primo esempio è Urbano Vigonza e il tram. Ti do davvero un concetto d'acqua perché quando siamo così vi ricordo i numeri per interagire, nel frattempo abbiamo tempo per poter spiegare, 049 80 7753 per le telefonate, 345 se la regia me lo mette però altrimenti lo estrappolo io così, eccolo lì, eccolo qui. È una bellissima cosa, 345 la collaborazione. 334 1171 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppotv7.com per l'email. Sono le ore 20 rigorosamente in diretta su TV7 Triveneta. Il sindaco, prego sindaco. Noi puntiamo molto ai fondi del PNRR, come avete visto, come stiamo ottenendo in collaborazione anche con i comuni per quanto riguarda locali, perché Padova è bella, sarà ancora più bella, ma devono essere anche i comuni limitrofi a noi, qua a Petrarca. Noi abbiamo di proprietà la casa del Petrarca e andate a vedere, veramente un gioiellino e come il comune è veramente spettacolare. Ecco, ricordiamo che poi questa settimana inizieranno anche i lavori per pediatria, mi sembra di di questo sono non soddisfatto di più, è stata una battaglia
che è stata vinta, grazie al Presidente Zaia, grazie ad Albert, grazie a Luciano Flor, grazie a tutti, grazie al dottor professoressa D'Adalta, grazie a Perniongo. Questi sono i principali. Ci siamo battuti molto, però ho sempre detto pediatria, non andava bene, rovinava Skyline, delle mura, per carità, ma non è possibile avere pediatria con i medici di qualità che abbiamo, qualità eccezionale a livello europeo, avere un posto in cui i medici, in cui le mamme mettevano un materasso per terra per stare insieme ai figli, non è possibile. Iniziato pediatria, finalmente sarà pronta in 2 anni, ho detto, più o meno, per cui poi è il primo passo per il nuovo ospedale per quanto riguarda il centro. Dietro sarà fatto la mamma, per cui mamma bambino, sarà fatto la torre per quanto riguarda il pronto soccorso, sale chirurgiche, il Gellucci sarà tenuto ovviamente in piedi, policlinico va bene, tutto il resto diventerà un parco bellissimo. Per Padova avrà l'ospedale, ma avrà anche un bellissimo parco, verrà abbattuto tipo monoblocco, tutto quanto verrà abbattuto, il pollaio lo chiamano, verrà qualcosa di bello, e 900 posti letto. Altri 900 posti letto saranno a Padova Est. A Padova avrà un ospedale a livello europeo da 1800 posti, un grande risultato. Devo dire che l'università ha collaborato al 110%. Messaggi, andiamo con il primo, Denis. Buonasera Sindaco, il Comune può fare qualcosa per queste bollette sempre più alte? Ce lo chiede Stefano. Magari ho provato anch'io nella mia ingenuità amministrativa a pensare a queste cose, ma è una cosa che è difficile già a livello governo, a livello italiano, difficile a livello europeo, è un costo che mi è chiarissimo che va a colpire le famiglie, come ho detto prima, frasi di monoreddito, basso reddito, gli anziani, i pensionati, però è impossibile fare qualcosa, nel senso è talmente vasto il problema che a livello nazionale sono miliardi di euro. A livello locale non ce la faremo mai. Noi stessi abbiamo un problema, in quanto l'illuminazione viene a costare tantissimo. L'illuminazione, qualche comune, avete visto, la sta spegnendo, la sta razionalizzando. Stiamo anche noi facendo delle verifiche interne a capire sia sotto l'aspetto energetico, illuminazione, sia sotto l'aspetto di riscaldamento interno al palazzo, per dare l'esempio. C'è un responsabile, Energy Manager, dottoressa Laura Salvatore, sta ragionando assieme all'assessore, assieme a tutti quanti, a trovare un sistema anche per dare l'esempio e risparmiare. Secondo messaggio, Denis. Quanto manca l'inaugurazione del centro congressi? Grazie Sindaco per la risposta. Il 7 aprile, ore 11, ore 10:30, un 7 aprile. Il giorno dopo c'è già un congresso dell'Interporto, per cui venite a vedere, perché veramente è stato iniziato prima, noi abbiamo terminato assieme alla Camera di Commercio, ne esce un prodotto di qualità veramente molto molto bello, sotto tutti gli aspetti. Avremo una cosa importantissima, perché un centro congressi attrae, tanto abbiamo l'eccellenza in medici, per cui tutti i congressi medici, ma qualsiasi tipo di congresso, perché è molto flessibile, da 1200 posti a 300 posti. Un centro congressi del genere porta sicuramente turismo sotto certi aspetti, sia commerciale che economico che sociale, è un impatto importante sulla città. Mi sono molto contento. 7 aprile inauguriamo e dal giorno dopo è già operativo. Casomai chiedo anche alla regia se poi anche delle immagini mentre trattiamo gli argomenti che molto bello, faccio i complimenti ai tecnici che hanno lavorato, a quelli che stanno parlando. Terzo messaggio, Denis. Sono preoccupato per la situazione in Ucraina. Accettate materiale e generi alimentari? Dove posso portarli? Luigi. Protezione civile, Corso Australia, molte persone portano prodotti, noi li raccogliamo e poi in base alla prefettura ci dice cosa fare, dove portarli. I padovani sono molto generosi, come sempre. La protezione civile, quindi mi raccomando. Andiamo con il quarto di questa serie, Denis. Sindaco, le segnalo che dei delinquenti lasciano polpette avvelenate nelle aree verdi di Padova. Potete controllare, grazie. Certo che controlliamo, abbiamo essere delinquenti, ha ragione, delinquenti. Se mi dice anche, se l'ha detto in segreteria, su che parchi?
Va bene, andiamo, ce ne sono altri Dennis in questa serie perché ho perso il conto, credo. No, li abbiamo esauriti, abbiamo esaurito la serie di 4. Allora Sindaco, poi un'altra domanda, come sta andando, mi chiedono, lo stadio Uganeo, la gradinata? Sta andando bene, aprile, maggio è terminato, sicuramente per il prossimo campionato, forse anche per il finale del campionato. Ho parlato con l'assessore, per cui aprile e maggio è terminato. Bene, poi mi richiedono anche per la Prandina. Questo ormai è un tasto che non è un motivo che mi accompagnerà tutta la vita la Prandina. Però sono molto orgoglioso di quello che è stato fatto. Ricordo che è stato fatto in un colpo solo, abbiamo bonificato Vianelli, fatto la permuta, portato a casa come la Prandina e fatto la questura. Stanno già lavorando per fare i progetti. No, sono tutti, le chiedo appunto quando. Stavo solo riepilogando, certo. Ma non si ricordava più, lo ricordavo perché sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Devo dire, sono stati bravissimi assessori Michelisti e tutti i nostri dirigenti. Allora, la Prandina è un'area delicatissima, in cui sono un'area anche sotto l'aspetto per quanto riguarda il passato storico, decisamente importante. Stiamo sperimentando, stiamo cercando di capire qual è la situazione migliore. Dopo che l'abbiamo messa a pagamento, l'utenza, a parte sabato e domenica, è scivolata, per cui stiamo cercando di capire come fare. Più che altro abbiamo un problema, che lo dico chiaramente, i muri di via Orsini, parte del muratore di via Orsini sta crollando, per cui abbiamo anche un problema di sicurezza. Stiamo cercando, io spero che sarà a breve, decidere delle soluzioni rapide, non per aumentare il parcheggio, non per fare niente di particolare, per metterli in sicurezza e continuare a ragionare con la sovrintendenza, capire come fare, trovare una soluzione meglio. Di base però abbiamo un polmone verde importante, 250 posti, per ora restano 250 posti, dopo ci ragioniamo, ma anche in virtù dell'investimento da fare, se capiamo che veramente a pagamento sono pochi utilizzatori, chiaramente faremo in considerazione. Io non sono contro i parcheggi, anzi, io ho sempre in testa il mio sogno Piazza Insurrezione. Ogni volta che passo per Piazza, non so, è inutile che faccia i gestacci. No, non ho fatto, non ero Piazza inquadrato. Piazza Insurrezione. No, perché piacerebbe che a me, ma non ero inquadrato io. No, io devo solo che Piazza Insurrezione, come tutti i padovani, vogliamo vedere libera d'auto. E lo faremo, lo farò. Tante cose ho detto lo farò e le ho fatte, non tutte per carità, ma tante cose non l'ho fatto, sono stato lento, però Piazza Insurrezione non può essere un parcheggio, questo sono sicuro. Guardi, mi arriva un messaggio che le fa i complimenti, ovviamente perché le fa i complimenti per il bonus taxi. Bellissima cosa. Avevo dei dubbi inizialmente, perché prima parte l'ha fatto il governo, avevo dei dubbi che funzionasse, invece ha avuto un successo incredibile. Abbiamo rifinanziato noi come amministrazione comunale e devo dire che è un grande aiuto per quanto riguarda gli anziani, per quanto riguarda i disabili, per tutti quanti. Sta funzionando molto molto bene. E probabilmente lo finanziamo ulteriormente perché è un vantaggio per chi categorie fragili. Veramente sono molto soddisfatto. È stato un aiuto, poi ovviamente le chiedo, dato a completamento, l'ha già detto che la settimana scorsa sul messaggio che è arrivato, l'abbattimento della gradinata alla Piani, dove le chiedono praticamente quando, perché ha detto che bisogna avere tutto il piano con la pista ciclabile, certo. Ecco, quando sarà... Io penso prima dell'estate, una cosa del genere, non so i tempi come sempre, non so esattamente, però voglio chiarire una cosa, la Piani è un monumento per quanto riguarda Padova, gli effetti di tifosi, i ricordi sono veramente cose importanti per quanto mi riguarda, ma penso tutti quanti gli sportivi. Una parte è stata rimessa a posto, una parte no. Abbiamo deciso con l'assessore Bonavina di demolire la famosa gradinata est, perché c'è un motivo di sicurezza. Cadono in calcinacci, se avete visto è tutta recintata per motivi di sicurezza, ogni volta il vento porta tutte le porcherie cartacee e per andare a pulirla bisogna, c'è erbacce, c'è di tutto, bisogna avere la sicurezza che interviene ogni volta, per cui ho detto la battiamo, ma quando la battiamo immediatamente sarà fatta la curva come era una volta 40 anni fa, per cui una duna verde di terreno e poi ovviamente servizi igienici, illuminazione, riprendiamo quello che era una volta 40 anni fa, ne esce veramente una bella cosa. In più
c'è stata già finanziata, c'è una ciclabile che passa di sotto e andrà al Prato della Valle. Oggi, a parte piace o non piace il parcheggio, ma l'ex foro bar davanti è bellissimo. Mancava questo pezzo qui, diventa veramente bello. Ecco, senta Sindaco, visto che ha citato le piste ciclabili, con l'aumento di questa benzina, del gasolio, con i costi ovviamente che molte famiglie non potranno supportare sotto un aspetto economico, l'amministrazione cercherà di aumentare le biciclette, i posti stalli dove mettere i monopattini, cercherà di aumentare il numero che è già importante in virtù di questo appunto aumento di benzina, di spese che ogni cittadino deve sopportare. Ed è bel tempo che arriva, ovviamente sarà. Ed è bel tempo che arriva. Noi abbiamo qualcosa, se non sbaglio, come 2.800.000 euro da investire nelle bicipolitana, detto da noi. Per cui sarà fatto un grande investimento per quanto riguarda andare in bicicletta in maniera sicura. D'altronde, se voi vedete, già adesso tantissime biciclette, abbiamo tanti studenti, vi ricordo solo che noi abbiamo 61.000 studenti in università e 26.000 matricole, di cui 4.000 stranieri. Abbiamo un gioiello in mano sotto l'aspetto sociale, culturale, economico, che non ci rendiamo nemmeno conto che valore ha. Ed è un'università che ogni anno aumenta il numero di studenti. E quest'anno ha fatto 100 anni, mi ricordo. È la prima volta che una rettrice, la professoressa Mappelli, c'è una donna. Grandi risultati. Non siamo stati noi, faccio solo un'osservazione, ovviamente, non è merito mio. Certo, allora prima di passare i messaggi ricordiamo i numeri per interagire con noi, 049 80 777 53 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppotv7.com per l'email durante la settimana, potete fare richieste, noi poi le proponiamo al sindaco e in più fare le domande tramite la piattaforma di Facebook sulla nostra pagina i Reporter. Ci sono 4 messaggi, Denis, poi andiamo in pubblicità, andiamo con i 4 messaggi. Sì, però prima Giorgio, se sei d'accordo, andremo con la telefonata, così abbiamo già un telespettatore in linea. Non l'avevo vista, telefonata, sentiamo, ormai comandate tutti voi. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Parla Ruggero da Padova. Che zona? Zona Sacra Famiglia. Prego, signor Ruggero. Allora, io volevo fare i complimenti al signor sindaco e spero tanto che il sindaco riesca a portare avanti quel progetto e realizzarlo veramente, quello del tram, delle 8 linee, è veramente, perché già qualcuno qua sta mettendo come quello che ha preceduto, che voleva disfar tutto. Io spero tanto, sindaco, le faccio i complimenti non solo per il tram, ma per tutti i progetti che sta lei veramente facendo di Padova qualcosa che gli altri non hanno fatto. La ringrazio infinitamente, spero tanto veramente che vedere, perché la città ha bisogno, perché è una città di 400.000 abitanti, non è una città ormai andare a Vigorza è come essere a Padova, e andare a Rubano la stessa cosa, è la stessa città. La ringrazio, mi scusi signora. Grazie Ruggero, prego sindaco. Grazie, veramente grazie. Ricordo che le altre 2 linee di tram, una parte stazione a Volta Barozzo, cominciarono a lavori a aprile e maggio, proprio lavori nel senso fisico. Per quanto riguarda i 6-2, Rubano, Vigonza, tutti sono finanziati, per cui sarà solo operativamente e saranno terminati entro giugno 2026. No, per forza, non c'è un'alternativa. Che poi ci sono le deroghe magari. No, è Europa questa, è PNRR. Tutte quante, non solo per noi, tutti i finanziamenti PNRR devono essere sviluppati entro giugno 2026, altrimenti sono sanzioni, perdite di finanziamenti, è molto pericoloso. Noi facciamo un cronoprogramma al giorno, siamo molto attenti, è molto pericoloso anche pensate, 18 km e mezzo da fare sotto l'aspetto pubblico da oggi, domani, sono 3 mesi che lavoriamo, giugno 2006, è una cosa rapidissima e la faremo. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi.